fatto, sì, ho già fatto sera. All'area camper di Valdobbiadene, mi dicono i ragazzi che sono già lì, non c'è l'acqua, probabilmente l'hanno chiusa per il ghiaccio perché insomma è previsto -10. Proviamo a Segusino, speriamo, altrimenti restiamo spazzoni con i piatti da lavare per 2 o 3 giorni. Mi sono fermato in una piazza dove avevo puntinato in passato un rubinetto e chiuso anche quello. Ragazzi, speriamo veramente bene per Segusino, perché non avrei voglia di rimanere senza acqua, sinceramente. Porco cane, chi lo sapeva? Ma loro ci avevano avvisato che eravamo già a più di metà strada. Che colori strani, non particolarmente belli, solo strani. Cioè è strano che sono strani, Allora, io ho finito di leggere il libro che gentilmente la tu Simona Cervasone mi ha mandato in copia, mi ha fatto il gentile omaggio, che bello dire gentile omaggio, pertanto è ceste Natale che fai aziende. Invece no, è un bellissimo racconto di fantascienza che, seppur non sia assolutamente il mio genere, è raccontato in una maniera veramente deliziosa e minuziosa. Pertanto sì, lo consiglio. Ma Simona, ti che te sia anche una camperista, un libro, una storiella a tema camper, guarda che saresti la prima, credo, Oh, che stanchezza. Ma è giusto anche raccontare il contorno che gira attorno a questo libro, ossia è stato anticipato dal Goethe con le affinità elettive e verrà seguito da Orazio con le satire. Buonanotte Italia, forse domani andremo in bici, meglio che riposo. Vedi Italia, a distanza di anni certe cose non si dimenticano. Queste sono le braghe che mi ha ciulato nel mercato in Serbia, maledetto cancaro. L'ultima taglia se l'è presa lui. 8 euro, ho capito che sono tarocche, però sono identiche a quelle della Nai Papiri. Pronta Lemi? Alessia giustamente mi dice, metti a verbale che per questa volta sono pronta prima io di Fabio. Questa mattina ti riportiamo a piedi, quindi con tutta la calma, in compagnia ovviamente, a vedere la chiesa. Dovrebbe chiamarsi chiesa di San Floriano, comunque la più vicina a Valdobbiadene, che dovrebbe essere quella che abbiamo raggiunto quella volta in bici e dove ci abbiamo lasciato un po' l'anima, perché insomma ti ricordi era molto ripido. Stavolta non ci sarà problemi in quanto siamo a piedi. No, che tristezza, giustamente Poretti, è vero che bisogna reinventarsi, però guarda, la Gipsoteca Canoviana, io c'ero andato tanti anni fa, adesso la visiti in teoria da qua con gli occhiali 3D, in quanto c'è scritto da Possagno, giustamente dove c'è il tempio e la Gipsoteca, no? Però sotto c'è scritto Valdobbiadene 20 maggio 2 agosto, quindi deduco, immagino, infatti Immersive Interactive Digital, è per gli stranieri, pensavo fosse per noi. Benvenuto nella mia giornata ideale, 0 gradi e un bel sole che ti semplifica la vita per fare le foto e i video. Ma il solito problema, e difatti guarda che alti che sono, se io come faccio? Italia, guarda che sarà 200 euro del cacchi. La modalità, esatto, per le orecchie del CP, che passa il cagnetto, vedi? Non vedo l'ora, guarda, la peste. Guarda la casetta dei miei sogni se volessi una casa stanziale, guarda, una roulotte di mattoni, guarda che figa, ma sì, guarda che figata. In giro a traino? No, adoro io sta roba, l'adoro, guarda che roba. Io dicevo il poco. No, vi vendo i vostri camper e mi faccio l'area camper così, guarda, dentro tutte le mie robette, sì, guarda che bei montagne Italia, guarda, e guarda, anche la scioletta devo aggiustare la tenda, vedi tu, ma che brava scioletta. E molti tu mi avevano detto che non gli ho fatto vedere il centro di Valdobbiadene, mi pareva di averlo fatto vedere, però in ogni caso per sicurezza adesso, visto che dobbiamo attraversarlo, ti farò vedere anche il centro. Sì, dei balconi sicuramente tipici, perché guarda come che viene su Ale. Basculanti, incredibile. Un credete, no, ma guarda, continui via quei puntine, quanta cultura che ti assorbisce. No, mi hanno un attimo scombussolato. Bisogna andare proprio al centro di Valdobbiadene, proprio centro, destra sì. Eccolo qui il centro. Let's get money, motherfucker. Sì, Italia, qui ti ricordi c'è il monumento ai caduti e alla mia sinistra le indicazioni per il monte Cesen, che è dove dobbiamo andare noi. Get money, motherfucker, get money. No, questa ve la racconto perché una volta non avevano le lavatrici e tutte le scenette si trovavano a far Comarò in compagnia, lavavano il bucato qua
toccia dentro l'acqua, tira fuori, gratta con la saponetta e via così. Poi centrifuga, una tira da un angolo, una dall'altra e rotolavano la roba così, no? Get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Che bei abitazioni, cose tipiche. Sta qua, guarda, qui i gerani in tie finestre, che è una piantina abbastanza tipica dalle nostre parti. Meta il geranietto rosso in tie finestre, che botanicamente parlando si chiama pelargonium. Si dice che allontani le zanzare, in realtà non è proprio così, c'è una varietà che allontana le zanzare. Hai visto? No, come le camere con vigna? Camere con vigna, quindi in camera c'è il vignettino e le camere con vista, te hai camere con vigna, è vero? C'è un si imbriaga direttamente dal letto? Che figata! Ara, anche questa è parecchio tipica, ossia la muratura rossa, tipo a casa di Simone, con i balconi verdi. Aspetta, perché il cartello è molto lontano. Questa casa accolse i soldati combattenti della doppia italo-americano. No, non riesco a leggere. La guerra italo-austriaca? Sì, con gli occhiali. Sì, della guerra italo-austriaca, però ci sono chilometri davanti e il resto è scritto in inglese sotto, no? Ok. Porco cane, sì, Ale! O no? No, non c'è da rischiarsi. Appunto. No, dopo aver guardato Laguna Blu, meglio di no. Perché sai che mangiava la bacca. Tra l'altro mi pare che era di questo colore. Però sì, sembrerebbero Italia, amici botanici. Cosa c'è sta roba? Sembra mirtilli? Ah? Ma no, Fufio, vieni qua, te fai anche il video. È gratis, tutto, ti mi sbaglio così. Che bello, hai visto, Amy? Caro, che bello! Ti piace? E l'altro che non lo vedo. No, quello l'altro no, questo sì, questo ho detto va d'accordo, infatti è quello là. Che bello, Amy! Cara, vorresti giocare? Ma è chiuso! Caro, guarda! Che bello! Bello, sì. Sei felice? Sì, sappiamo che sei felice, sì. Che a te piacciono i bau, in due sensi diversi, però alla fine ti piacciono, insomma. Giusto distante, Vito, cosa capivo? No, ma qua. Niente. No. Però vedi, Italia abbiamo fatto sta roba perché siamo in massima sicurezza, l'abbiamo fatta dalla rete quella piccola, non potrà mai e poi mai succedere nulla di nulla. Sì, c'è rimasto male poretto. Mentre a fare ste robe, capito, è da evitare a usare gli altri tipi di rete. Magari l'altro cane gli mette fuori il naso e l'altro gli stacca via il naso, hai capito? C'è rimasto male. No, campagna per la salvaguardia dei cani. Sto cespuglio qua alle mie spalle, se non mi ricordo male, dovrebbe essere la schimmia rubella. Al vibratore, Marco, fai vedere il vibratore. Che vibratori hai? Quello sulla destra, quello sulla destra. Il vibratore, e quello cos'è? È qualcos'altro di più. Questo per gli uomini. Ho capito. Ste robe d'altronde io no. Le misure Non sulle so, strade, non intendo. cosa laser tipo. La torcia per far passare la gente. Sì. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Siamo arrivati, ragazzolo, guarda che bel bar che abbiamo con vista. Sì, calma, come ben sai, le puntine non è che esiste per dirti guarda dove siamo arrivati, guarda noi cosa facciamo eccetera. No, della serie, guarda che se prendi quella stradina, lasci camper eccetera eccetera, avrai questo e ti spieghiamo come arrivarci, insomma. Ok, adesso il sommelier se vuole può procedere all'apertura della bottiglia e sì, sto facendo io il video, faccio io. Mi veniva da fare spacco bottiglia, però non uso il caso, più buoni anche da offendersi qua. Ho vinto oltre al cane, ho vinto anche la fotografica. Foto. Vedi che c'è una chiave per tutto, c'è la chiave anche per aprire le bottiglie di prosecco fatta apposta, vero? Mi sembra moroso quando parli così. Ormai mi ha, come si dice, incalmato, i cantoni dicono così sugli alberi, no? Io che non parlo il Sulle dialetto, vigne. so 3 parole in croce, però vedi. Rimaniamo sulle vigne visto che siamo qua. Vado a biadere. Allora, diciamo, il bicchiere flutto di chi potrebbe essere, ovviamente di Ezio, perché perfetto. E i due bicchieri grandi. Plasticone. I due bicchieri grandi di plastica, la melamina, ovviamente i miei di Yuri.
E quelli più spartani sono di... Sono io, di Ezio, no, io di Fabio e di Giovanni. Giovanni. Però ne mancava uno. adesso Ecco, e completiamo dice l'opera. anche. Diciamo che abbiamo scelto un bel bar con vista. No, vieni fuori, prendo fuori. Metti dentro il dito, dentro il buco. Vai, sommelier. Evviva! Cing. Ma caspita, fa fidanzato 3 ore a riprendere sempre tutto, se io ho già male in mano. Oh, Madonna, mi tira fin la spalla. È pesante sta Ed è roba. morta nel 19, 20, no 20 o 22 2000, Angolo culturale anche mentre beviamo. nel Cioè. 2000 scusami, del Dimmi Amy, cosa vuoi dire? 63. Io sono nato nel 18. Vuoi un prosecco? Abbiamo finito i bicchieri. Qualcuno sa aiutarmi come si spegne adesso? Senza prendere parole? Cioè schiaccio solo off o devo fare altre robe? Off, Giro esatto, solo sì, su off, sì, nient'altro, non faccio danni? No, assolutamente. Vabbè. Let's get Money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Boia Italia, allora sì, siamo a pochi gradi sotto zero, non è che faccia tutto sto freddo, però stiamo tutti bene, ma abbiamo tutti malissimo alle mani, proprio le mani ghiacciate. Denota i sistemi antivento e antifreddo ideati da Giovanni. E il risotto con radicchio che ha fatto Marco, è una roba incredibile col gorgonzola e tutto. Mamma mia Italia! Ciao bellezza! Ciao, Ciao, Gioia. buon proseguimento, divertitevi e fate i bravi. Evviva! Eccolo! Oh, baby, understand.